Un'informazione semplicemente bomba è appena esplosa questa notte a Napoli, mettendo immediatamente i tifosi azzurri in stato di massima allerta. Siamo tornati con un nuovo aggiornamento caldo, strategico e accuratamente verificato sul nostro amato club, sempre con l'obiettivo di andare oltre i titoli e raccontare solo ciò che conta davvero. Qui ogni dettaglio viene analizzato con la massima attenzione, perché quando qualcosa inizia a muoversi nei retroscena del Napoli, raramente è per caso. Prima di entrare nel vivo di un tema che sta già generando ansia, speculazioni e dibattiti accesi, rafforza il canale lasciando un like e iscrivendoti per non perdere nessuna novità, perché ciò che stiamo per raccontare potrebbe incidere direttamente sul futuro del club. L'argomento di oggi sta creando fermento, alzando le aspettative e riaccendendo discussioni interne. Lontano dai riflettori, nei corridoi che contano, segnali chiari indicano che qualcosa di grande è in preparazione e, quando ingranaggi di questo tipo iniziano a muoversi in silenzio, il finale sorprende quasi sempre tutti. Secondo quanto rivelato dall'esperto Ciro Venerato della RAI, il Napoli non considera affatto chiusa la finestra di mercato invernale e lavora con la convinzione che possano arrivare ancora nuovi rinforzi prima della chiusura ufficiale del mercato di Serie A. Il messaggio che filtra dall'interno del club è chiaro. Antonio Conte attende nuovi innesti per completare la rosa e mantenere l'elevato livello di competitività richiesto per il prosieguo della stagione. Le aspettative interne parlano di 2, forse addirittura 3 acquisti. Segno evidente che il progetto sportivo è vivo e ambizioso. Giovanni Manna resta al centro delle decisioni e analizza con grande attenzione ogni possibile scenario, valutando non solo i nomi, ma anche le formule finanziarie, l'incastro tattico e il potenziale di crescita. Il Napoli vuole muoversi con intelligenza, evitando passi affrettati ma senza lasciarsi sfuggire occasioni capaci di alzare immediatamente il livello della squadra. Tra le priorità, l'attenzione si concentra soprattutto sulle corsie laterali. Nel reparto dei terzini torna a guadagnare grande forza il nome di Juanlu Sanchez del Siviglia, già seguito in passato e ora nuovamente al centro delle valutazioni. La trattativa, però, dipende dall'apertura del club spagnolo alla formula proposta da Manna, basata su un prestito con diritto di riscatto e obbligo condizionato. In caso di mancato accordo, prende quota l'alternativa Fortini della Fiorentina, profilo che interessa anche alla Roma e che potrebbe quindi far lievitare i costi. Parallelamente, il Napoli continua a monitorare il mercato degli esterni offensivi, consapevole che questa posizione è cruciale per il calcio intenso e verticale richiesto da Conte, soprattutto in un calendario fitto e in partite ad alta pressione. Sulle fasce d'attacco, il quadro si fa ancora più interessante. Il Bologna ha ufficialmente respinto l'offerta per Cambiaghi, come confermato da Fenucci, complicando una delle piste più concrete. Altri nomi iniziano a emergere con forza e il Napoli starebbe lavorando sull'ipotesi Laurienté, anche se il Sassuolo è noto per trattative dure e richieste economiche elevate. Profili di grande impatto mediatico come Sterling, Sanco, Chiesa e Boga sono stati valutati, ma poi scartati per diversi motivi strategici e finanziari. Il club cerca equilibrio tra qualità, costi e adattabilità al calcio italiano, evitando operazioni che possano compromettere la stabilità del progetto nel medio periodo. Infine, a centrocampo la situazione resta aperta. La pista che portava Cesare Casadei si è raffreddata dopo la smentita del Torino su contatti concreti con Giovanni Manna, segnale che, se Conte dovesse ricevere un rinforzo in quel reparto, si tratterà di un profilo diverso e non ancora emerso pubblicamente. Il Napoli resta vigile, pronto a cogliere eventuali occasioni dell'ultimo minuto che spesso si presentano nei giorni finali del mercato. Ora voglio sapere la tua opinione, tifoso del Napoli. Laurienté sarebbe il nome ideale per rinforzare le fasce offensive? Conte ha davvero bisogno di 3 nuovi acquisti per completare la rosa? Scrivi il tuo commento qui sotto, partecipa al dibattito e, se vuoi sostenere ancora di più il canale, considera l'invio di un super thanks, è un gesto che aiuta concretamente a mantenere un contenuto quotidiano, approfondito e sempre aggiornato per te.